Buongiorno a tutti, vediamo una bellissima partita giocata al London Chess Classic di quest'anno, un torneo prestigiosissimo e importantissimo. Giocava con il bianco Hans Niemann 2667 contro Shreyas Royal 2438. Niemann gioca E4 e adesso vediamo, dopo E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, che Niemann sceglie la partita italiana. Il nero gioca alfiere C5, a questo punto D3, cavallo F6, a Rocco. Ora esisteva l'italiana con C3 e D4, il gambetto italiano vero e proprio che si era già sviluppato secoli fa. Ma Niemann gioca D3, la cui idea è giocare il gioco piano, un sistema più tranquillo che prevede giocare in questo modo. Il nero gioca D6, il nero vorrà giocare D6 a Rocco. Ecco, Niemann gioca C3. L'idea del gioco piano più o meno è la seguente: giocare in vari ordini, torre E1, cavallo D2, H3, volendo alfiere B3, alfiere C2, cavallo F1, G3. Una volta piazzati i pezzi, il cavallo in G3, la torre in E1, l'alfiere in B3 o in C2, per assicurarsi che non venga cambiato, tale alfiere spingere il pedone in D4. L'alfiere in C2 e il cavallo in G3 proteggerebbero molto bene il pedone in E4. H3 impedirebbe incursioni dei pezzi nemici nella casella in G4. È un piano lentissimo e non a caso si chiama gioco piano. Giuoco piano ufficialmente, utilizzando un italiano arcaico. A questo punto il nero gioca A5. Perché A5? Perché soprattutto nei tempi moderni ci sono piani anche in cui il bianco vuole espandersi nell'ala di donna. A volte questo alfiere non gode di molta mobilità. Giocando il nero A5 l'alfiere si assicura ritirate in B6 o in A7. Quindi torre 1 gioca il bianco, il nero arrocca, ora il bianco gioca H3. È interessante giocare H3 dopo che il nero ha arroccato, perché ci sono alcuni casi dove, per esempio, se il nero gioca H6 e il bianco gioca H3, esistono idee anche dove il nero potrebbe giocare tipo G5, no? Iniziare addirittura attacchi nell'ala di re, magari non qui perché il bianco conquista il centro subito con D4 per il gioco, però in altri casi a volte giocare H3 prima che il nero abbia arroccato potrebbe portare, no, ad attacchi nell'ala, perché H3 genera appunto la maniglia, no? Possibili rotture. Però ok, qua il bianco ha aspettato che il nero arroccasse e appunto adesso ha giocato H3, il nero ha giocato H6 anche lui per evitare alfiere G5, ecco, e ora il bianco inizia i suoi piani. Il bianco ha molte possibilità, potrebbe iniziare per esempio con alfiere B3. Alfiere B3 era una possibilità per assicurarsi di mantenere l'alfiere, poi magari spostare qui il cavallo. Il punto è che se il nero avesse giocato, non so, torre 8 per giocare alfiere 6, che è una cosa tipica, e il bianco gioca a cavallo di 2, il nero gioca alfiere 6 e il bianco si assicura di mantenere l'alfiere con alfiere C2, il punto è che magari il nero potrebbe rompere con D5, no? Perché in questo momento il bianco ha i pezzi un po' passivi, quindi prima che il bianco giochi il cavallo F1, G3, D4, il nero rompe per primo. Per questa ragione qua il bianco sceglie un altro piano, che è cavallo D2. Ovviamente tanti piani, tanti ordini di mosse sono possibili, il gioco piano è un labirinto. Il bianco sceglie il cavallo D2, il nero gioca alfiere E6, c'è chi preferisce torre 8 e alfiere E6, qui il nero preferisce alfiere E6 perché tanto su alfiere per E6 e F per E6, nonostante i pedoni siano doppiati, innanzitutto costituiscono una formazione compatta e in più il nero potrebbe sperare di avere un gioco nell'ala di re con l'attacco a reg X su F2, la colonna F semiaperta, possibilità di portare in gioco la donna, magari giocare cavallo H5, F4, con una discreta iniziativa. Per questo il bianco, volendo mantenere l'alfiere, non volendo cambiare, non potendo giocare alfiere C2 perché sul alfiere B3 l'alfiere verrebbe cambiato, il bianco gioca alfiere B5, che è la partita. Alfiere B5 una mossa tipica della spagnola, no? O Ruy Lopez, è l'alfiere tipico in B5. Ok, qua l'alfiere in B5 ha due scopi. A volte si può voler catturare, magari anche per spingere in D4, solo per doppiare i pedoni neri, a volte
alfiere si può riportare in C2, no? E poi magari il bianco pian piano gioca cavallo F1 G3 e poi D4. Il piano principale è cavallo F1 G3 poi D4, come abbiamo detto. Il nero allora gioca un piano moderno che è donna B8, l'idea è mettere la donna in A7 dove attacca F2 e tra l'altro controlla la casa in D4. Bianco continua con il suo piano, donna A7. Ora il cavallo potrebbe interporsi in E3, però non sarebbe nella sua casella ideale in G3. Se il cavallo va in E3, diciamo che ora spingere in D4 sarebbe più problematico, più difficile, perché se il bianco giocasse in un futuro D4 il pedone in E4 avrebbe meno protezione. Alfiere 3 permetterebbe al nero di effettuare dei cambi di pezzi, quindi qua bianco sceglie la mossa più aggressiva che è torre E2, che difende F2, mantiene il massimo numero di pezzi sulla scacchiera e prepara poco a poco cavallo G3. Il nero gioca A4 con ottima mossa. L'idea è togliere casella a questo alfiere, impedire una volta per tutte alfiere A4 C2, questa era un'altra idea di donna 7. Donna 7 oltre a rafforzare il controllo su F2, controlla 2 volte A4 e ora l'idea del nero è giocare donna 5 e obbligare il bianco a cambiare l'alfiere, forzare appunto il cambio. Il bianco gioca cavallo G3, donna A5, ok, il bianco cambia in C6, B per C6 e arriviamo in una posizione molto teorica, dove qua tante mosse sono possibili. Volendo si potrebbe anche provare a giocare D4, prende il gioco, però ecco qua Niemann gioca un piano nuovo, gioca torre C2, una mossa misteriosa, molto interessante. La torre potrebbe dare la casa in D2 in E2 alla donna, che potrebbe agire poi in un futuro su questa diagonale, ma poi è una mossa misteriosa perché crea un attacco raggi X lungo la colonna C e il nero potrebbe pensare che il piano del bianco sia giocare D4 e su E per D, C per D la torre starebbe attaccando i pedoni, per esempio C6, una volta che l'alfiere nero si sposta. Ma il piano del bianco era un altro, dopo torre FB8, qua il bianco non ha giocato D4 ma ha giocato C4, piano abbastanza interessante. Il punto è che il bianco vuole mantenere chiusa l'ala di donna adesso, dove A4 è un po' debole, B2 anche, A4 è isolato, B2 è arretrato, ma il bianco pensa di difendere B2, volendo anche spingerlo. Il bianco pensa che magari potrà poi giocare nell'ala di re, re H2, cavallo H4, F4, magari portare addirittura la torre in F1 e improvvisamente far sì che questi pezzi siano congestionati nell'ala di donna senza partecipare attivamente nella difesa o nel controgioco nell'ala di re. Sarà più o meno ciò che accadrà in partita, come ora vedremo. Nero gioca donna B6, facendo pressione su F2, donna E2, re H7, nero prova a giocare ma non è facile trovare un piano, torre B1, anche torre B1 forse non è la mia mossa preferita, forse si poteva iniziare a non so, spostare i pezzi, provare ad andare con i cavalli in F5, spostare il re per spingere in F4, però torre B1 va bene, bianco magari vorrà giocare poi alfiere D2, terminare lo sviluppo, donna A7, vediamo che il nero non ha un piano chiaro, i giocatori manovrano, nero gioca alfiere B6, non è chiaro se questa mossa sia utile, però che l'alfiere non fa molto purtroppo, e forse penso che l'idea del nero sia giocare C5 che chiude momentaneamente il suo alfiere per poi giocare C6 e riportare l'alfiere in difesa. Bianco gioca B4 giocando in entrambe le ali, forse poteva giocare, no, re H2 ora no perché ha messo l'alfiere in mezzo. Sì, B4 può andare bene, perché magari un giorno il bianco potrebbe voler murar vivo l'alfiere nero, per B3 per B3, c'è anche questa possibilità appunto B4, torre C1, C5, quindi nero gioca C5 lui stesso, blocca l'alfiere però vuole riciclarlo, ora però F4 è più facile da realizzare, quindi Niemann inizia con il suo piano. Il cavallo torna in G8, è tipico mettere il cavallo in G8, però un po' passivo, il nero rinuncia già a una certa attività, il cavallo consolida H6 e nero si accinge a scacciare un cavallo in F5 con G6. Il problema, e qui ci sono anche appunto dei temi, dei modelli classici, il problema è che quando il cavallo arriva in F5 se nero gioca G6 a volte si può lasciare lì il cavallo sacrificandolo e di fatto in questa partita vedremo dei sacrifici spettacolari. A questo punto il bianco apre il gioco, il nero adesso per non venire schiacciato prende in F4 perché altrimenti il bianco avrebbe due opzioni, o catturare in E5 isolando i pedoni neri, opzione che mi piace abbastanza, o anche continuare con F5, no? Continuando a generare spazio, poi magari il bianco sposta questo cavallo e crea un pawn storm devastante. Il nero quindi
non apprezza queste scelte che il bianco e decide di giocare E per F4. Il bianco gioca alfiere per F4, il nero gioca torre 8 creando un attacco raggi X contro la donna bianca. A questo punto penso che il bianco Niemann ha perso un pochino il filo. Secondo me era meglio iniziare a spostare la donna dalla colonna E, portare la torre, iniziare a portare subito i cavalli in caselle d'attacco, anche al prezzo di sacrificare un cavallo. E con Niemann vuole riciclare le alfiere, però qua il nero gioca molto bene, C6, cavallo F5, D5, e ora gioca alfiere C3, però il nero gioca D4, no? Quindi l'alfiere ha perso un po' di tempi, il nero ha ottenuto questo controgioco, il bianco non vuole prendere per non sdoppiare i pedoni, per non crearsi un attacco raggi X per esempio, e per D5 perderebbe per alfiere per F5 con scoperte sulla donna. Il bianco continua con alfiere C3, D4 gioca il nero, l'alfiere torna indietro, il bianco non ha ottenuto molto, il nero ha i pedoni rigidi però ha guadagnato spazio. A questo punto l'alfiere potrebbe tornare in difesa. La posizione comunque è sempre molto complessa. Il nero gioca alfiere C7, non si sa mai, no? Che il bianco magari si addormenti e l'alfiere entra. Donna F3, e a questo punto il bianco vuole portare i pezzi in attacco, il bianco inizia a giocare ciò che avrebbe dovuto fare già da prima, e il nero gioca G6. Ecco qua un'idea geniale, però in realtà forse geniale non è il termine corretto, un'idea molto forte perché viene presa in prestito dai classici. Già c'erano temi simili già nel secolo scorso, dove questo cavallo, anche in molte partite di re, nei giochi aperti, anche nell'apertura spagnola, Ruy Lopez, così come nel gioco piano, quando questo cavallo arriva in F5 e viene scacciato, si lascia lì. Il bianco gioca G4, un sacrificio puramente posizionale. L'idea è che in caso di G per F5, G per F5, o anche E per F5 è interessante, però G per F5 è più semplice. Poi il punto è che i pezzi neri vengono cacciati via, i pezzi neri devono magari andare via, e qua il bianco potrà incrementare il suo attacco poco a poco nell'ala di re, portando tutti i pezzi in gioco. Torre G1, magari alfiere C1, torre G2, le torri penetrano in G7 e in G8, a volte sacrificandosi per poi prendere in H6, magari il cavallo si può sacrificare in G6. Comunque è molto probabile che la posizione nera collassi nel giro di poco tempo, anche H1, torre G1 e donna G3 anche, per attaccare lungo la G sulla H, se cade H6 è matto. Il punto è che in questa conformazione, in questa catena di pedoni, i pezzi del nero fanno fatica a portarsi nell'ala di re. Per questo il bianco ha un grande compenso posizionale per il pezzo, e questi pezzi fanno fatica a svolgere un ruolo difensivo. Nero quindi decide di non prendere, dopo G4 aspetta e gioca alfiere D8, contrattaccando questo cavallo che si sposta. Ora, visto che il bianco potrebbe ripensarci, potrebbe magari giocare torre F1 in un momento, giocare cavallo D6, attaccando per un F7 in E8, e visto che comunque è una ghiotta occasione, catturare il cavallo e il nero prende. Però, ahimè, per il nero, dopo G per F5, G per F5 l'alfiere va via. A questo punto, dopo re H1, Niemann continua con la sua idea, e ora il problema è che l'attacco sarà presto imparabile. La torre va in G1, il cavallo si muove, per esempio in F4 o in H5. La donna potrà andare, sì, in H5 anche in G3 o in G2 per attaccare G7, e la posizione del nero sarà estremamente difficile. Il nero inizia a portare difensori, ma qua è la conformazione dei pedoni che non gli permette portare tanti difensori. Su F6 per portare la donna qui, il punto è che ora l'alfiere e il cavallo non hanno questa casella, il bianco potrebbe giocare donna H5, attacca la torre, porta il cavallo in H4, in G6, in F4, è molto difficile per il nero, per esempio se la torre si sposta, non so dove, in E7, sono tante idee, portare il cavallo, la torre, magari sono anche già dei sacrifici, bam! Si minaccia la scoperta, alfiere F8 quasi matto, su cavallo per H6 scacco, re H8, ora si prende, torre H7 matto, questa torre non è collegata, su re G8 a questo punto, non so, cavallo H4, poi arrivano le torri per dare matto sulla colonna G, torre G7, cavallo G6 per dare matto, torre H7 matto, ed è tutto finito. Molto difficile, no? Ci sono tanti modi in cui la posizione nera può crollare. Nero gioca qua a questo punto,
donna E7, a questo punto torre G1, il bianco porta i pezzi, il nero non può fare molto, la donna non può migliorare la sua posizione difensiva perché è in presa. Alfiere C7, provando a creare un contrattacco, ma il bianco sta molto meglio, ora donna E5 che crea una controminaccia di matto, si imbatterebbe minimo in alfiere F4, no? Che difende e poi crea anche un'infilata, però ancora peggio si imbatterebbe appunto in questa mossa intermedia. E ora su donna G7 il nero smetterebbe di minacciare matto, il bianco prende la torre e vince perché è un vantaggio di materiale decisivo. Su re H8 adesso il bianco vincerebbe con alfiere F4 o anche con cavallo F4. Il cavallo pare il matto e si minaccia cavallo G6 che apre nuovamente questa diagonale, ma cavallo G6 sarebbe la mossa che da matto e chiude e porrebbe fine alla partita. Nero potrebbe giocare cavallo E7 dove il cavallo G6 non va più bene perché il nero prende e minaccia matto, ma ora la torre cadrebbe, qua il bianco darebbe matto in poche mosse, per esempio potrebbe dare matto con questa deviazione del cavallo, torre G8, 2 punti esclamativi, cavallo per G8, cavallo G6 matto. Game over. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Quindi torniamo pure indietro dopo donna H5, il nero ha giocato alfiere E5, a questo punto cavallo H4 molto forte, il cavallo si porta in attacco, è tutto imparabile, poi si potrà giocare anche alfiere C1, torre G2 per portare ancora più pezzi, l'attacco è molto forte, torre A7, a questo punto è interessante cavallo F3, a volte si potrebbe minacciare di cambiare questo alfiere, si può spostare l'alfiere e portare questa torre in gioco, a volte si potrebbe anche portare il cavallo in G5 in attacco. Nero gioca alfiere G7, l'alfiere si sottrae dal cambio, alfiere F4, l'alfiere si migliora, ora si porta l'altra torre in attacco, tutti i pezzi del bianco partecipano nell'offensiva, è impossibile difendersi. Ora se il cavallo si portasse in gioco con cavallo F6 il bianco vincerebbe con un sacrificio, torre per G7, 2 punti esclamativi, si dà la qualità, dopo re per G7, donna per H6, re G8, torre G2, il nero deve abbandonare, può interporre dei pezzi, ma poi prende matto. Brillante, no? E dopo alfiere F4, qua, nero gioca alfiere F8, salvando l'alfiere, e a questo punto il bianco probabilmente ha partita vinta in molte mosse, a partita vinta con molte mosse, attraverso varie continuazioni, ma il bianco sceglie la più precisa e gioca 2 punti esclamativi, torre per G8. Torre per G8, mossa fortissima, perché? Perché il bianco ha una superiorità di pezzi attaccanti, inizia a eliminare i difensori. Torre per G8, il materiale pare, anzi il bianco ha più materiale, se nero non fa nulla il bianco porta l'altra torre in attacco. Nero deve prendere torre G2. A questo punto il nero è KO. Su re H8 sarebbe eseguita semplicemente alfiere per H6 minacciando una scoperta decisiva, si minaccia catturare in F8 con matto di scoperta, alfiere per H6, donna per H6 matto della scaletta, su F6 per provare a dare creare un buco per il re, alfiere G7 da matto, re G8, a questo punto ci sono vari modi di dare matto, per esempio alfiere per F8, re per F8, donna H8, re F7, torre G7 matto. In caso di torre G2, in caso di re H7 il bianco avrebbe vinto come? Avrebbe vari modi di vincere il bianco, donna G4 probabilmente è la forma più facile di vincere. La donna attaccherà G8, che è indifendibile questa casella, su alfiere G7 matto in G7. Nero può dare la donna, però non farebbe altro che allungare appunto l'agonia. Anche dare scacco non farebbe altro che allungare l'agonia. La torre in E8 incastrata, l'alfiere non permette alla torre di interferire con l'attacco. Quindi, dopo questo sacrificio, torniamo alla combinazione. Torre G2, nero gioca alfiere G7, ma adesso il bianco ha attaccanti di riserva e quindi gioca torre per G7. Quindi il bianco ha sacrificato 2 pezzi, poi sacrifica la torre, o meglio sacrifica la qualità, la torre per l'alfiere. 2 punti esclamativi. Anzi no, chiedo scusa. Bianco aveva già sacrificato un pezzo e poi sacrifica 2 qualità. Nel giro di 3-4 mosse sacrifica entrambe le qualità. E ora l'attacco decisivo. 3 pezzi in attacco. Alfiere per H6.
Anche il cavallo partecipa, per esempio su re F6, beh, alfiere G5 guadagnerebbe la donna, ma donna G5 da matto, dove il cavallo partecipa perché impedisce al re di andare in E5. Su re H8 sarebbe seguita alfiere G5 comunque, nero ha giocato re H7 che è la partita, alfiere G5 è scoperta. Re via, alfiere per E7, torre per E7 e a questo punto il nero ha 2 torri per la donna ma perde per via di F6 e nero abbandona perché la torre è attaccata. Il nero può dare scacco ma non serve a molto perché il re si sposta in H2 o in G2 e stravinte se la torre si sposta non so qui per minacciare degli scacchi il bianco vince, il bianco ha la rete di matto, per questo il nero aveva abbandonato. Per esempio su torre A2 tutto inutile perché il bianco gioca re G3 e il nero non ha più scacchi, se minaccia scacco matto la torre in G2 in presa, la torre in G1 idem. Il nero potrebbe sacrificare le 2 torri, giocare torre G2, re per G2, alfiere per H3 sperando nello stallo, perché re per H3 o cavallo per H3 sarebbe stallo, ma il bianco vincerebbe o catturando in H3, perché così il nero deve giocare re F8, poi si dà matto, la donna dà un po' di mobilità al re nero, oppure ancora, continuazione ancora più bella, re G3. O re in qualunque posto dove non catturi l'alfiere. Beh, anche re H1 vincerebbe, però su alfiere G2 non si può catturare l'alfiere, unica mossa vincente re H2. Si lascia in vita questo alfiere innocente e alla prossima mossa, donna G7 matto. Una partita spettacolare, piena di sacrifici. Ci vedremo presto con altre perle interessanti che secondo me appunto costituiscono un grande insegnamento per chi vuole giocare la partita di re, la spagnola oppure l'italiana. Ci vediamo presto.